un'iniziativa oggi qui al Palacongressi, un Memorial Day alla vigilia del 23 maggio. Qual è il significato di questa manifestazione che state facendo? Dopo le stragi di Falcone e Borsellino, sin dal lontano 1992, il Sindacato Autonomo di Polizia Nazionale ha immediatamente voluto organizzare questa manifestazione intitolata appunto Memorial Day proprio nel ricordo dei caduti sia delle forze dell'ordine ma anche ai magistrati e delle altre personalità dello Stato caduti appunto per mano della mafia e del terrorismo. Da anni e per anni l'epicentro di questa manifestazione è stata a Palermo, però da alcuni anni a questa parte ogni segreteria provinciale ha voluto ricordare i propri caduti. La segreteria di Agrigento appunto l'anno scorso ha ricordato il giudice Beato Rosario Livatino e proprio per una continuazione quest'anno abbiamo voluto ricordare il maresciallo Gualzelli, il collega che si è naturalmente impegnato sin dall'inizio della sua carriera nella lotta alla criminalità organizzata e purtroppo il 4 aprile del 92 è stato brutalmente ucciso. Per noi non c'è futuro senza il passato, quindi è importantissimo ricordare queste persone che hanno dato tutto per lo Stato e spetta a noi, alle associazioni appunto di categoria, ricordare queste grandi personalità. Come si svolge oggi la manifestazione qui al Palacongressi? Oggi abbiamo avuto il piacere di invitare il questore di Agrigento, il comandante appunto dei Carabinieri di Agrigento, il sindaco, il direttore del parco, i figli di Giuliano Gualzelli, Teresa e Riccardo ed altre personalità. Naturalmente abbiamo incentrato questa manifestazione su una recita di una scolaresca dell'Istituto Comprensivo Anna Franca di Agrigento del Plesso Verga, che si esibirà in alcuni brani e in una canzone a tema proprio della manifestazione stessa. Anche l'Arma dei Carabinieri è presente a questo Memorial Day? Assolutamente sì, ringraziamo gli organizzatori per questo invito, ci fa piacere essere qui perché ricordiamo un personaggio che è importante per l'Arma dei Carabinieri ma è soprattutto importante per questa comunità. Ha dato la sua vita, ha dato la sua carriera per cercare di rendere questo territorio migliore ed è una persona che noi ricordiamo perché ci trasmette tantissimi valori, ci trasmette il suo insegnamento di dignità, di legalità, di amore per il proprio territorio. Il 23 maggio è stato un giorno sicuramente indimenticabile, in particolare per chi esercita il lavoro di poliziotto, di carabinieri, insomma chi è nella Forze Armate. Sì, questi sono i giorni dedicati alla memoria, sono giorni importanti perché sono i giorni della riflessione, ma sono anche i giorni in cui dobbiamo pensare al futuro ed ecco perché gli organizzatori hanno pensato di coinvolgere i giovani ed è importante che le istituzioni siano al fianco degli studenti per riflettere assieme su questi temi. Memorial Day oggi qui al Palacongressi anche per ricordare suo padre vittima di mafia? Sì, abbiamo come famiglia accettato con vera gioia e entusiasmo l'invito formulato dalla SAP che oggi, anticipando le celebrazioni che ci saranno domani per l'anniversario della strage di Capaci, intende anche ricordare tutti gli operatori delle forze dell'ordine che hanno sacrificato la loro vita nella lotta alla mafia. Quindi è stato per noi importante essere presenti qua e ringraziamo il SAP per averci invitato. La memoria è fondamentale. Chi non conosce la storia è storia magistra vitae, dicevano in latino, la storia è maestra di vita, quindi la storia va ricordata, va conosciuta e va presa ad esempio, cioè l'esempio di chi ha sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia deve essere una stella polare per le nuove generazioni. Una brutta pagina purtroppo, una brutta pagina che speriamo non si debba più ripetere, speriamo, perché il sangue fortunatamente non scorre più delle forze di polizia su questo territorio, come purtroppo è scorso durante quella triste pagina di quel triste periodo, troppo lungo purtroppo.
Ma questo non ci deve far abbassare la guardia, dobbiamo essere sempre vigili perché purtroppo è vero che le organizzazioni criminali mutano nel tempo il modus operandi e nel mutare capiscono che forse lo fa scorrere il sangue è qualcosa che è economicamente svantaggioso, ma questo non vuol dire che non sappiamo che continua la loro esistenza e perciò dobbiamo assolutamente fare in modo che la nostra attività di monitoraggio e di indagine, di investigazione che bene fanno le forze di polizia guidate dalla magistratura arrivi allo scopo. Quando ci è stato proposto non abbiamo esitato, anche perché l'argomento fa parte del filone principale che regge questa grande nazione. L'attenzione e tutela della legalità di tutte le persone che comunque lavorano è il principio fondamentale. Questo è una strada che ha un senso obbligato, senza la cui osservanza non si va da nessuna parte. Devo dire poi noi ci siamo perché rappresentiamo parte della cultura, che è un altro segmento un po' meno importante, ma serve comunque in una miscellanea a far elevare il livello di ognuno di noi, soprattutto da chi comincia ad affacciarsi a questo mondo nuovo, e la presenza delle scuole è un fatto importante da questo punto di vista. L'Istituto Anna Frank oggi è protagonista in questo Memorial Day con questo spettacolo offerto dai ragazzi. Abbiamo voluto partecipare e accogliere l'invito a essere presenti perché si tratta di una cerimonia anche di commemorazione di persone che hanno speso la loro vita per la comunità, e credo che la scuola abbia il dovere di mantenere viva la memoria a beneficio di tutti e soprattutto delle nuove generazioni. Del maresciallo Ugazzelli è necessario fare un passo indietro nel passato. In Sicilia per molti decenni non è esistita solo la legge dello Stato, ce n'era una, parallela, prepotente e feroce,